Grazie a tutte e grazie a tutti. Le battaglie che stiamo compiendo al Senato, in Parlamento in generale, sono molte. C'è una novità naturalmente che non sfugge ai presenti, è che dopo qualche anno, qualche mese di opposizione, in maniera diciamo imprevista, siamo arrivati al governo. Con un agosto vissuto pericolosamente, qui c'è il mio amico Tommaso Nannicini con il quale abbiamo condiviso anche qualche incontro agostano, e siamo arrivati in una condizione di essere al governo. Ovviamente questa è una grande responsabilità, perché ora questo deve determinare il fatto che tutto quello che abbiamo detto e abbiamo criticato nel corso di questi 15-16 mesi di governo, anzi un anno e mezzo di governo, dobbiamo farlo noi. Perché guardate, la prima cosa che ho visto lì da noi è che la vera sfida è sul piano culturale, anche qua in Veneto. Ho fatto, dopo la tempesta Vaia di cui parlava Andrea prima, dell'ottobre del 2018, ho fatto una diretta televisiva, l'Antenna 3 appunto, delle televisioni di cui parlavi tu, con l'assessore all'ambiente regionale Bottacini. Allora Bottacini ha detto a una settimana di distanza che non c'era alcuna evidenza scientifica che collegasse il mutamento climatico con l'attività antropica. Ora oggi, se leggete per esempio un bellissimo intervento di Feltri sul suo meraviglioso giornale, scrive: la lotta al gasolio è una delle più idiote degli ultimi anni. E proprio per questo vi partecipano molti cittadini influenzati dagli ecologisti da strapazzo, convinti che la Terra sia sul punto di esplodere. Ormai l'opinione pubblica, guidata da un'elite di imbecilli, è convinta che l'umanità sia minacciata dai cambiamenti climatici inesistenti. Allora, al di là, di queste dichiarazioni di punta di coraggiosi intellettuali, come in questo caso giornalisti che lo dicono, c'è trasversalmente quest'idea. C'è che l'idea, per esempio, della battaglia che sta facendo Greta Thunberg sia un fenomeno fondamentalmente di moda. Io ho avuto modo di discutere con molti senatori anche quando ho presentato la mozione sull'emergenza climatica, e c'è un fastidio nei confronti di Greta. Dopodiché a me di Greta interessa zero in quanto tale, però colgo l'elemento simbolico, letteralmente, cioè che attorno a questo tema per la prima volta è riuscita trasversalmente a fargli stare insieme ed è riuscita a catalizzare l'attenzione, e soprattutto è riuscita per la prima volta a livello mondiale a smuovere lei, naturalmente con tutta una rete, milioni di giovani. Per esempio nelle scorse giornate, il 27 sarà in Italia con lo sciopero per il clima. Ora, questo però è il quadro culturale che abbiamo dinanzi. I fenomeni di devastazione non sono solamente naturalmente nei paesi del sud, del centro dell'Africa, del sud del Sahara, sono anche da noi. Quando parliamo di mitigazione come necessità e di conseguenza adattamento, stiamo parlando di noi. La tempesta Vaia non si è mai vista nelle Dolomiti, tempeste a 217 km all'ora non si sono mai viste nelle Dolomiti. Ora, il presidente della commissione agricoltura Vallardi della Lega, Veneto anch'egli, ha sostenuto durante un altro dibattito televisivo col sottoscritto che invece non è per nulla vero, perché tutti quegli spazi dati a prati in mezzo alle foreste, alle Dolomiti, sono appunto i segni di antiche devastazioni ambientali di questo segno qua. Basta parlare con qualche vecchio delle Dolomiti, sa invece benissimo che non è mai avvenuto. Ma perché è avvenuta quella tempesta? È avvenuta quella tempesta perché i venti del sud, arrenando nel mare, hanno trovato il mare con una temperatura ben più alta della media, si sono riempiti di umidità e scontrandosi con i venti del nord hanno scatenato quel disastro. Ma basta vedere quest'estate. Ormai anche dalle nostre parti, ogni volta che è piovuto quest'estate è stata una mezza devastazione. Ormai i tropici li abbiamo portati qui. Ci sono le evidenze scientifiche. Leggete l'intervista di Bezos, che è il capo di Amazon, la più grande impresa a livello mondiale.
Lui ha lanciato a Washington, immagino anche l'abbia fatto apposta, insomma, per mettersi dialetticamente a confronto con quel genio, quel parrucchino rosso che è lì, insomma, vicino. Che cosa ha lanciato? Ha lanciato il grande piano per la propria azienda di rendere dal punto di vista carbonico neutrale tutte le proprie attività entro il 2040. E guardate che è una sfida fondamentale, è una sfida difficilissima, perché è un'azienda che muove ogni anno oggetti prodotti nella quantità dei miliardi di unità, e quindi è del tutto evidente che sta facendo un grandissimo investimento dal punto di vista dei siti, della logistica e soprattutto quelli del trasporto. Ma è esattamente questa la linea che dobbiamo seguire. Allora noi per la prima volta nel governo del nostro paese abbiamo inserito delle parti fondamentali sulla green economy. Abbiamo parlato addirittura di Green New Deal, che voi sapete che soprattutto negli Stati Uniti è un termine che viene utilizzato dagli ambientalisti più radicali. 10 giorni fa c'è stato un dibattito televisivo di 7 ore in diretta nella CNN, in cui 10 esponenti più importanti del Partito Democratico statunitense si sono confrontati esattamente su questo livello, perché sanno benissimo che anche nelle prossime elezioni questo sarà uno degli elementi fondamentali del dibattito. Allora, quali sono gli elementi, diciamo, mi è stato chiesto un po' questo, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di presentare una mozione per la dichiarazione di emergenza ambientale e climatica. L'abbiamo fatto nel giugno scorso, è stata bocciata in Senato. Questa bocciatura ha suscitato molti rilievi, è stata molto enfatizzata, ha fatto molto rumore, per fortuna. È stata bocciata dalla Lega, è stata bocciata anche dai 5 Stelle, in maniera, diciamo, anche abbastanza incredibile per quanto riguarda questi secondi. Dopodiché ora mi rendo conto che essendo in maggioranza probabilmente forse non erano nella condizione di far più di quello. Ora la ripresenteremo, ora la discuteremo. Ovviamente la dichiarazione di stato di emergenza climatica e ambientale non è un'enunciazione solo di principio, ma è il punto fondamentale di partenza per la costruzione poi di politiche reali, capendo benissimo che le politiche green non sono, come dire, di competenza di un settore stretto di ambientalisti che hanno particolarmente a cuore questo problema, questo tema, questa opportunità. Ma ormai la politica green è trasversale, è una filosofia di fondo che attraversa tutto il modo di progettare, di costruire, di mettere in moto e di mettere in moto la nostra economia. Cioè l'economia green è l'economia del futuro, quella che permette alle imprese, se sono intelligenti e lungimiranti, di fare reddito, di fare utile. E infatti le più grandi imprese a livello mondiale si stanno muovendo. Esattamente come si stanno muovendo, per esempio, per i grandi fondi, diciamo, ambientali, per i fondi di investimenti in campo ambientale, tutte le assicurazioni, perché hanno capito benissimo che tutte le devastazioni non sono ormai, come dire, fatti che avvengono una volta ogni 10 miliardi di anni, ma sono all'ordine del giorno, e quindi per una questione di sostenibilità interna stanno spingendo moltissimo gli stati nazionali e anche a livello internazionale perché vengano attivate queste politiche. Naturalmente poi passare tra le grandi enunciazioni di principio e le politiche vere e proprie è complicato. L'abbiamo visto anche in Consiglio dei Ministri questa settimana. Il ministro Costa ha presentato un piano green che riprende moltissimi dei punti di questa mozione. Qual è il problema? C'è un problema politico di non condivisione superabile, perché non aveva praticamente concordata con nessuno dei ministri coinvolti. C'è un problema poi del fatto che appunto costa. Politiche di questo tipo costano. Per esempio, togliere i sussidi ambientali dannosi, cosa essenziale che c'è anche qui dentro, per noi ha, diciamo, un costo risparmio, dipende dal punto di vista dove vediamo, di circa 17 miliardi all'anno a livello nazionale, ma stiamo parlando di 5 miliardi di euro a livello mondiale all'anno. E non sono concetti generici, perché vuol dire aumentare per esempio l'accisa del gasolio, renderla simile a quella della benzina, vuol dire andare quindi a toccare gli interessi dei trasportatori, degli agricoltori e via dicendo. Allora, a fronte
di una politica di questo tipo, devi costruire le condizioni per una vera transizione energetica. Cioè devi attuare, come dire, una politica equilibrata che, bloccando lo sviluppo non compatibile dal punto di vista economico, agevola attraverso per esempio la creazione di fondi e di innovazioni e di processi e di defiscalizzazione tutta quella parte invece di transizione che è assolutamente essenziale. Io credo che ci siano le condizioni per fare un'operazione di questo tipo. Per quanto riguarda le città, io ho presentato anche come primo firmatario un disegno di legge sulla rigenerazione urbana. Guardate, le città sono assolutamente fondamentali da questo punto di vista. Ormai le nostre città sono città deliranti dal punto di vista etimologico, hanno oltrepassato il confine, ma non l'hanno oltrepassato perché qualcuno l'ha pianificato, l'ha studiato, ha governato il processo. È esattamente l'opposto. Sono città che hanno oltrepassato il confine perché non c'è la capacità di programmare lo sviluppo delle città. Ormai i brownfield, cioè i luoghi, diciamo, lasciati vuoti, non sono più solamente nelle periferie, ma sono nei centri urbani e spesso anche nei centri storici. E siccome le amministrazioni non sanno come riqualificarli, ripensarli, rigenerarli, è più facile, più comodo costruire fuori e quindi consumare il terreno vergine. Mentre noi stiamo parlando, ogni giorno nel nostro paese consumiamo circa 30 ettari di terreno vergine e appunto l'asse Lombardo-Veneto è al primo posto da tempo a livello nazionale. Ma il paradosso è che mentre noi facciamo questo, lasciamo i buchi neri all'interno delle nostre città perché non sappiamo rigenerarli e ripensarli. Costruiamo stecche di nuovi caseggiati nei terreni vergini e l'80% dei 27 milioni di unità residenziali appunto private nel nostro paese è di classe energetica G, che è la peggiore di tutti, con uno spreco all'anno di 22 miliardi di euro di extra costi appunto energetici. Capite la follia? E se voi andate a vedere la pianificazione urbanistica dei comuni come sommatoria, già la quantità, la volumetria costruita è ben maggiore della necessità, ma le zone di espansione, così si chiamano, sono ancora maggiori. E quindi è già la pianificazione urbanistica dei nostri comuni che è sovrabbondante rispetto alle necessità. E però, per riuscire a andare in controtendenza, cosa devi fare? Devi fare delle politiche attive, non devi solo parlare e chiacchierare. Allora, in questo disegno di legge, se vi interessa l'Atto Senato 1131, noi abbiamo costruito tutta una serie di interventi molto chiari. Abbiamo parlato del concetto di superare appunto l'urbanistica espansiva di vecchissima memoria e trasformarla invece in urbanistica rigenerativa, perché la legge nazionale dell'urbanistica, quella è del 1942, e i decreti, diciamo, quelli che hanno a che fare con poi i poteri reali dei comuni, quindi le altezze, le volumetrie, le densità urbanistiche, le distanze eccetera, sono del 1968-1444. Andiamo a modificare questo attraverso una serie di interventi che sono molteplici, dall'incentivazione fiscale a livello di imposte, di tributi, la detrazione per la riqualificazione e l'efficientamento messa stabilmente, una differenziazione degli organi di urbanizzazione primaria e secondaria ai costi di costruzione, perché ad oggi se tu fai una catapecchia di classe energetica G oppure fai una quella importante di classe energetica più, paghi lo stesso. E invece ti devo mettere nelle condizioni di pagare moltissimo nel primo caso e nel secondo caso anche zero. Introduciamo quel principio di continuità amministrativa, cioè oggi se un sindaco arriva con una nuova giunta e gli stava sulle palle quello di prima, può bloccare tutto e ripensare qualsiasi progetto urbanistico e ambientale della città. Noi diciamo naturalmente che questo è possibile, ma deve dimostrare che l'interesse pubblico del suo nuovo progetto è maggiore rispetto a quello che va a cassare. Guardate, questo non è un concetto astratto, perché quando si dice dimostrare vuol dire che un ente terzo lo deve certificare, e nel caso in cui questo non fosse dimostrato vai nelle tasche, la Corte dei Conti va nelle tasche dei privati amministratori a richiederlo e quindi diventa un deterrente. Altra questione che
introduciamo è la possibilità di espropriare, cioè nel momento in cui il comune stabilisce che un'area di rigenerazione è tale, non esiste che un piccolo edificio proprietario, un piccolo privato cittadino può bloccare tutto il progetto di rigenerazione. Ti esproprio in analogia col codice degli espropri per le opere pubbliche e via dicendo, con tutta una serie. Ultimissima questione. La questione dell'economia circolare, che è centrale ed è collegata a ciclo dei rifiuti da una parte e end of waste dall'altra. Io sono vicepresidente anche della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie e sono andato tra le varie missioni fatte, per esempio due mesi fa in Calabria. Il sindaco di Reggio Calabria ci ha raccontato con massima trasparenza che in 5 anni è passato dal 20 al 40% per la raccolta differenziata. E però cosa succede? Lui raccoglie in maniera differenziata e poi conferisce a discarica in modo indifferenziato. Perché? Perché non ci sono gli impianti. Allora dobbiamo metterci d'accordo su questo, e su questo non siamo tutti d'accordo. Il nostro paese ha bisogno di una politica di impianti per la differenziazione. Non è possibile volere l'economia circolare senza un'infrastruttura di impianti all'altezza, perché altrimenti appunto crea danno ambientale, danno economico e anche spazi per la criminalità, anche organizzata, che sappiamo benissimo come in Veneto si inserisce. L'ultima questione sulla quale stiamo lavorando è la questione dell'end of waste, cioè della trasformazione dei rifiuti in prodotti, cioè di prodotti diciamo primi secondi. È un tema dibattutissimo, non so quanto a voi sia noto, è stato oggetto di scontro tra il sottoscritto, dove sono capogruppo appunto in Commissione Ambiente, e la Lega e i 5 Stelle. È chiaro che su questo dobbiamo trovare una soluzione, perché l'impossibilità, l'incapacità di avere un sistema normativo nel nostro paese adeguato sta bloccando una situazione che invece diventa assolutamente di straordinaria importanza proprio nella logica della costruzione di quell'economia circolare della quale giustamente parliamo. Grazie.